A nome del Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche vi do il benvenuto alla seconda conferenza del nostro ciclo. Naturalmente, prima di dare la parola al nostro relatore, vorrei annunciarvi la conferenza del prossimo mese, che appunto sarà venerdì 14 novembre. Il titolo: Giuseppe Garibaldi a Vittorio Veneto, i fatti, i monumenti e il loro restauro. Ecco, i relatori saranno il professor Pierpaolo Prescaccin, Pietro Daronc, Matteo Coppato, la dottoressa Laura Zamperoni e Franco Giuseppe Coppato. Ecco, solamente che vista tante persone che devono parlare, visto la complessità anche dell'argomento, invece di iniziare alle 18:30 si inizierà alle 18. Ecco, quindi sapete che diciamo è anticipato di mezz'ora. Ecco, questa sera la conferenza del nostro socio Massimo Busso, riconoscimento diplomatico del Regno d'Italia 1861-1867. Basta vedere queste date per capire quanto sia stato complesso l'iter di questo riconoscimento. Ecco. Comunque sentiremo cosa ci racconta il nostro Massimo Busso. Grazie. Grazie a voi. Avete visto che per una combinazione ci saranno due conferenze di seguito di argomento in qualche modo risorgimentale, anche se diciamo tradizionalmente dopo il 1861 il risorgimento acquisisce un'altra veste, perché in parte insomma, è andato a risolversi. Allora, intanto una piccola premessa: che cos'è il riconoscimento diplomatico? Ovviamente noi possiamo dare una definizione odierna, anche se dobbiamo pensare che stiamo parlando di qualcosa di 150 anni fa. Allora, il riconoscimento diplomatico sia 150 anni fa che adesso comunque non aveva una precisa definizione, perché come voi sapete il diritto internazionale è un diritto che si basa sul consenso, cioè chi ci sta fa le cose, e in genere è bilaterale o multilaterale. Faccio un esempio: per moltissimi anni tantissimi paesi non hanno riconosciuto la Cina popolare. Non è che non ci fosse la Cina popolare, c'era e come, solo che politicamente non si intendeva riconoscerla, così come adesso ci sono stati arabi che non riconoscono Israele, non è che Israele non c'è. Quindi il riconoscimento diplomatico in genere è una scelta politica e in alcuni casi si riconoscono diplomaticamente paesi che non hanno un territorio. Per esempio i paesi invasi dai nazisti nella seconda guerra mondiale, che avevano dei governi in esilio in Gran Bretagna, avevano un riconoscimento diplomatico, cioè non è che si è smesso di riconoscere l'Olanda perché era invasa, o la Danimarca, eccetera. Quindi il fatto di avere un territorio o non averlo, come adesso ci sono paesi che hanno relazioni diplomatiche con l'Ordine di Malta, che cosa un po' stravagante, consuetudinaria, comunque esiste, e quindi ci sono, cioè, chi vuole fare una cosa la fa. Ecco, questo è il principio del diritto internazionale di questo genere, cioè quello pattizio, cioè se voglio mettermi d'accordo, se io voglio riconoscerti, riconosco, se no no. Vedete che adesso, per esempio, in questi giorni si sta discutendo sul fatto che la Svezia intenderebbe riconoscere l'autorità nazionale palestinese come Stato. Chiaro che se lo facesse la Svezia metterebbe in difficoltà, nel senso che metterebbe in imbarazzo altri paesi della stessa area che non lo stanno facendo, e come vedrete è quello che accadde più o meno 150 anni fa. Allora, il caso italiano forse non ci si pensa abbastanza, è un caso veramente particolare, che crea tutta una serie di precedenti che sono ancora in essere nel piano del diritto internazionale. L'Italia nasce il 17 di marzo del 61, che era una domenica, perché la Gazzetta Ufficiale del 17 di marzo del 61 c'era proprio scritto domenica, edizione straordinaria,
e tra le ultime notizie c'è scritto la Camera dei Deputati del Senato hanno approvato, il Re ha promulgato la legge che dice che Ferdinando II per sé e i suoi successori acquisisce il titolo di Re d'Italia. La legge è cortissima, più o meno ho recitata tutta, c'è la firma di Cavour e del Guardasigilli, punto. Questo è messo in fondo, poi il lunedì riesce la Gazzetta Ufficiale e lo mette in prima pagina. Se volete, dopo vi do gli estremi, c'è un sito straordinario, per fortuna esiste qualcosa di straordinario, dove ci sono tutte le gazzette ufficiali dall'inizio del regno in avanti, e si possono tutte quante consultare, sfogliare, perfino farci delle ricerche dentro, quindi è un patrimonio straordinario, insomma, che non sarebbe consultabile da nessuna parte. Non credo che esista da nessuna parte una biblioteca che ha tutte le gazzette ufficiali. Ecco. Google, per conto suo, riesce a consultarle al posto vostro, e quindi se uno sa fare bene una ricerca si possono trovare delle cose straordinarie. Allora, quel 17 di marzo avviene questo fatto. Questo fatto era lungamente stato elaborato, perché nel momento in cui il governo di Torino, dell'allora Regno di Sardegna, decide che si va avanti, perché tenete presente che fino a che Garibaldi non ha raggiunto certi risultati nella sua spedizione, Cavour ancora pensa a un allargamento del Regno di Sardegna, ma limitato al nord Italia. Quindi si gioca tutto sul filo del telegrafo, in sostanza, la decisione di questa classe dirigente che improvvisamente si trova a fare una cosa per la quale, cioè, non è che non fosse preparata, cioè, l'avrebbe voluta fare, ma non ci credeva, non ci aveva creduto, e improvvisamente è messa di fronte alla realtà che si può fare. Allora, una serie di difetti che ha lo Stato italiano attuale nascono da questa decisione, che però, se uno torna indietro, ammesso che si possa fare la storia con i sé, di fronte a quella possibilità, quella occasione, quelle circostanze, quale classe dirigente avrebbe detto no, non la faccio questa Italia, la farò un'altra volta quando ci saranno altre condizioni. Quindi non possiamo incolpare quella classe politica che ha gestito anche in modo piuttosto acuto, insomma, una situazione difficilissima, e la storia internazionale di questa vicenda lo dimostra. Non possiamo incolparla di tutto quello che è avvenuto dopo, perché chiaramente lì era prendere o lasciare. Detto questo, la storia, diciamo, nasce appunto nel momento in cui Cavour e Vittorio Emanuele II decidono che l'esercito sardo attraversa il confine dello Stato Pontificio per teoricamente fermare Garibaldi, eventualmente impedirgli che vada a Roma, insomma. Allora lì cominciano la grande capacità tattica della diplomazia allora del Regno di Sardegna di convincere il resto del mondo che non stanno invadendo qualcuno, ma stanno fermando qualcun altro, impedendo guai peggiori. Però nel frattempo l'esercito piemontese, o sardo come si dice in realtà tradizionalmente, scende e sconfigge i Pappalini a Castelfidardo, poi arriva fino a Volturno e partecipa alla... Nel frattempo la politica e la diplomazia sono in moto. Devo dire che Cavour aveva una rete diplomatica, quella sarda, che era piuttosto corposa, cioè non è che il suo apporto è occasionale. Adesso io cerco di trovarlo, vediamo da qualche parte me lo sono segnato, qual era la... praticamente avevano allora legazioni, perché non c'erano ambasciate, la cosa più importante era la legazione. Francia, Gran Bretagna, Belgio, Brasile, Paesi Bassi, Portogallo, Prussia, Russia, Spagna, Stati Uniti d'America, Stato Pontificio, Regni Uniti di Svezia, Norvegia, perché era un solo Stato, e Danimarca, Confederazione Elvetica, Impero Ottomano e Venezuela. Questo a livello di legazione, cioè a livello alto. Poi avevamo legazioni presso la Confederazione Germanica, che è una strana cosa di cui poi magari parleremo, a Francoforte, e poi separatamente presso le corti di Baviera e di Württemberg, cioè c'erano ancora queste legazioni. Poi
c'era la rete consolare che, oltre a riempire le città di tutti questi altri posti, la principale di questi paesi, copriva anche stati che non avevano rapporti diplomatici diretti, ma fungeva da rapporto diplomatico, quindi il Bedi, Tunisi, la Grecia, i principati danubiani, il viceré d'Egitto e tutte le repubbliche sudamericane, Argentina, Guatemala, Perù, Uruguay, Haiti, Cile, Nicaragua e poi l'impero cinese. C'era il console del re di Sardegna a Shanghai, perché il consolato di Canton viene abbandonato e Cavour istituisce il 31 maggio del 60 il consolato a Shanghai, il cui console era in realtà un cittadino britannico che riceveva l'exequatur cinese e che seguiva gli affari, perché tutto il commercio della setteria del Piemonte dell'Italia settentrionale aveva a che fare con questo consolato che curava i commerci ed era importantissimo averlo, perché sfuggiva all'invasività britannica che faceva passare tutto per le compagnie commerciali inglesi, e quindi avere un consolato proprio esonerava dal dipendere quindi, come avete visto, c'era un plafond di diplomazia notevole a disposizione. Allora, quali erano gli obiettivi? Gli obiettivi si trovano descritti, gli obiettivi diplomatici si trovano descritti nel discorso che nel febbraio del 61 Vittorio Emanuele II fa quando apre la sessione parlamentare. Fa un discorso abbastanza breve, scritto a Cavour, dove indica 3 obiettivi diplomatici fondamentali che erano considerati la chiave: il riconoscimento della Francia, il riconoscimento della Gran Bretagna e il riconoscimento della Prussia. Questo perché? Perché questi 3 riconoscimenti sarebbero seguiti tutti gli altri paesi che avevano in qualche modo dei rapporti con ciascuno di questi punti del triangolo. C'è da dire che con la Francia le relazioni diplomatiche erano interrotte a livello, diciamo, di ministro residente, perché la Francia, avendo la sua guarnigione a Roma, nel momento in cui Vittorio Emanuele attraversa i territori pontifici, diciamo, ritira, c'è Costantino Nigra, insomma, deve andare via da Parigi, però di fatto a Parigi c'è un segretario di legazione e ci mandano un esperto diplomatico che si chiama Ottavio Vimercati, con un titolo fantasioso, aspirante, addetto militare, insomma, ecco qua comunque tutti i giorni del Vittorio Emanuele III, quindi lì formalmente ci sono la rottura delle relazioni, mentre la Prussia non rompe mai le relazioni diplomatiche con l'Italia. Anche perché siccome l'Austria le ha rotte dal 59 e tra Prussia e Austria c'è un grosso contenzioso nell'ambito della Confederazione Germanica, alla Prussia interessa che nasca, non vuole averci, diciamo, non ci vuole mettere la zampa sopra, ma non gli dispiace che nasca una potenza che disturbi l'Austria, e quindi la Prussia non rompe le relazioni diplomatiche. L'Inghilterra non avrebbe nessun problema il giorno dopo del 17 marzo a riconoscere l'Italia, ma muore la madre della regina Vittoria, la duchessa di Kent, e allora lì c'è un piccolo periodo di tempo che la corte inglese deve dedicare al lutto, non lo so adesso, eccetera. Quindi il 30 marzo abbiamo il riconoscimento britannico, quindi il 17 marzo esce la Gazzetta Ufficiale, il 30 marzo, considerate anche la tempistica, insomma, dell'epoca, arriva proprio il messaggio del ministro degli esteri Lord Russell. Insomma, per capirci, Lord Russell è il nonno del filosofo Bertrand Russell, che tutti conoscono, ecco, che era in quel momento c'era il governo Whig, il governo liberale a Londra, presieduto da Lord Palmerston, e Lord Russell è il ministro degli esteri. Loro hanno fatto di tutto perché nascesse l'Italia, hanno anche sotto banco appoggiato la spedizione garibaldina, si sono interposti ogni tanto
casualmente con le loro navi rispetto ai cannoni borbonici, insomma hanno dato una mano, hanno chiuso gli occhi, gli sono andati bene i plebisciti, che è la prima invenzione italiana di questa faccenda, che tuttora funzionano, perché Putin qualche tempo fa ha fatto un plebiscito in Crimea, ha stabilito che i cittadini della Crimea vogliono andare con la Russia, ma nessuno ha controllato. Però questo, ve lo dico anche, il precedente sono i plebisciti italiani che, io adesso vi devo dare qualche dato, perché i numeri fanno sempre bene, i plebisciti italiani. Allora, intanto in Italia al 31 dicembre del 1861 c'erano 21.700.000 abitanti e allora, vediamo se lo trovo. Praticamente c'erano voti, si andava tipo 400.000 voti a favore contro 400 contrari, cose di questo genere, sono molto. Insomma, i numeri sono questi, sono numeri poco credibili, non perché non ci fosse la voglia di cambiare, perché questa c'era sicuramente, ma il problema qual è? Che si è fatto votare un corpo elettorale che poi non partecipava alle elezioni politiche, e questo è il problema, perché gli inglesi chiedevano il suffragio più ampio in modo da modificare, però se voi pensate che secondo la legge sarda che è estesa all'Italia, solo circa il 2% della popolazione aveva diritto di voto in Italia, perché bisognava avere un censo annuo di imposte dirette non minore di 40 lire. Questa cosa qui, su 22 milioni di abitanti, toccava 418.695 persone che avevano questo diritto di voto, che sono meno di quelli che hanno votato in Sicilia per i plebisciti, tanto per dare un'idea a spanne. Ora, di quei 418.000 hanno votato il 57,2%, quindi alla fine il Parlamento della prima Italia è stato eletto da 239.583 elettori. Quelli lì hanno avuto il compito di far partire la macchina. Ma questo era una digressione per dire che tutti i difetti del sistema si infilano uno nell'altro e ingrandiscono il problema, però la macchina ha funzionato. Allora abbiamo detto 30 di marzo il riconoscimento britannico. La Svizzera avrebbe voluto riconoscere per prima, adesso vi dico perché, ma non poteva farlo perché in quanto Stato neutrale doveva attendere che una potenza grande lo facesse. E quindi il 30 marzo il Consiglio federale elvetico riceve per telegramma l'avviso che Londra ha approvato e dà l'incarico al suo rappresentante a Torino, che si presenta il 2 aprile per non far proprio vedere che era, insomma qualche giorno dopo si presenta e anche il 2 aprile abbiamo il riconoscimento elvetico. Perché? Perché la Svizzera è impaurita di un'altra cosa che avviene, perché l'Italia non solo ha inventato i plebisciti, ma ha inventato il principio della nazionalità. Allora, scusate se devo aprire sempre delle parentesi, ma è molto complessa questa storia. Dal 1815, il congresso di Vienna, le relazioni diplomatiche e quindi la nascita degli stati e il riconoscimento degli stessi dovevano avvenire esclusivamente sulla base della legittimità, cosiddetto legittimismo, cioè uno Stato era legittimo se il suo sovrano era legittimo, quindi si guardava solo il sovrano, non importava nulla che gli andasse bene ai suoi sudditi o meno, cioè, se il sovrano era legittimo, cioè era il figlio del precedente sovrano, tutto andava bene. Questa era la regola imposta perché Napoleone aveva fatto un attimo, aveva scosso il baraccone e aveva prodotto parecchie vittime. La regola era questa. Nel 1818 poi ad Aquisgrana
i vincitori di Napoli. Sapete che è una regola anche dopo la seconda guerra mondiale, i vincitori si siedono e fanno la regola. Allora i vincitori, cioè Russia, Austria, Inghilterra e cosa ho detto? Russia e Inghilterra si trovano ad Aquisgrana nel novembre del 1818 e stabiliscono un'altra regola, che per creare un nuovo soggetto politico, un nuovo Stato, occorre il concerto, bisogna mettersi d'accordo, ovviamente si intende con i quattro, insomma comunque ci vuole una conferenza internazionale per farlo. E vi cito due esempi che avvengono tutti attorno agli anni 30 dell'Ottocento, cioè la nascita del Regno di Grecia e la nascita del Belgio. Questi due stati si formano perché decidono che va bene così. Chi conta decide anche chi è il sovrano, quindi il principio legittimistico, cioè fai partire il legittimismo decidendo che. Quindi in Grecia mandano uno della famiglia Wittelsbach di Baviera, cioè Ottone, e in Belgio prendono uno della famiglia Sassonia-Coburgo-Gotha, Leopoldo, che diventa re del Belgio. 1830, sono a distanza di un paio di anni, pare la Grecia 1828, una cosa così. 29. Quindi lì per far partire, questi sono gli ultimi stati che sorgono in Europa, prima gli stati sono quelli del Congresso di Vienna, che sono quelli di prima di Napoleone, salvo qualche aggiustamento. Quindi lì si era ancora adottato il principio di Aquisgrana. Quando l'Italia invade gli altri stati, depone i sovrani, fa i plebisciti, decide che la legittimità è data dal fatto che ci hanno chiamato gli italiani, siamo andati, li abbiamo consultati, ci hanno detto che andiamo bene, questo è il principio di legittimità. Questa cosa qui mette nel terrore le cancellerie europee. Dal 59 all'inizio del 61 c'è il terrore, cioè ci sono gli stati europei che non sanno come comportarsi, ripeto, salvo la Gran Bretagna. Quale Gran Bretagna? Fin dall'inizio del 61 già riconosce, lo scrive, adesso non lo troverò, perché lo dice Lord Russell, proprio, lo dice che le annessioni non sono alla Sardegna but to Italian State, cioè lo dice lo dice subito, attenzione, a me non mi interessa più questa storia della Sardegna, non è la Sardegna che si ingrandisce, ma è una cosa nuova che nasce. E il fatto di avere questa cosa, questo Lord Russell, che in due momenti chiave, fino all'ottobre del 60 e poi a gennaio 61, si esprime in maniera nettissima, cioè questo è uno dei quattro quadrimurti che decide, che lui dice: a me va bene così. L'Austria è fuori gioco perché l'Austria non ha neppure le relazioni, cioè non si relaziona, la Russia è distante, alla Prussia gli va bene, perché tenete presente che Bismarck, che diventa poi il cancelliere, in quel periodo lì è ambasciatore a San Pietroburgo, e lui tempesta il suo governo di infiniti avvisi di tenere buona la potenza meridionale che sta venendo fuori. Bisogna tenerla a tutti i costi, e quindi i prussiani, pur facendo ossequio al legittimismo, hanno tenuto l'ambasciatore del re di Napoli fino alla fine, insomma, no? Il principe di Carini, che era ambasciatore a Berlino, lo tengono fino a che a un certo momento gli devono dire: ci scusi, ma se vuole restare, ma non fa più parte del corpo diplomatico. Mentre il Lord Russell chiama l'ambasciatore delle due Sicilie, e la Gazzetta Ufficiale italiana pubblica poi anche questa notizia, e gli dice: mi spiace molto, sono desolato, mi spiace anche per il giovane re e la sua giovane consorte, ma le cose sono andate così, e quindi saluti.
Quindi c'è anche un modo, cioè secondo me il modo anglosassone è molto più semplice e diretto, e tutti gli altri che invece la fanno pesare, insomma. Allora, torniamo alla Svizzera. La Svizzera aveva un problema, che alcuni giorni prima del riconoscimento inglese a Torino esce su una rivista che si chiama la Rivista Militare, esce un lungo articolo che prevede perché non ci prendiamo la Svizzera. Abbiamo un principio nazionalistico, ma è di là su italiani un pezzo, allora un pezzo alla Francia, un pezzo all'Italia, un pezzo all'Austria, e la Svizzera è inutile. E c'è proprio, esce un articolo, Cavour gli vengono i piedi dritti e quindi fa pubblicare una smentita, dice che erano solo così pensate, eccetera, e insomma la Svizzera accetta lo stesso, non fanno tanto rumore, perché loro si ritrovano che il confine con la Lombardia, che stava con l'Austria, non era mai stato tracciato con esattezza, e loro lo vogliono. Infatti il 5 ottobre del 61, quindi insomma a pochi mesi di distanza, c'è già uno dei primi trattati internazionali dell'Italia che chiude la questione del confine con la zona ticinese, perché questo loro lo volevano mettere in chiaro da subito. Terzo paese che si presenta, diciamo, che non ha nessun problema, sono gli Stati Uniti, che arrivano un pochino più tardi per ragioni di distanza, insomma. Negli Stati Uniti noi troviamo un personaggio, un diplomatico italiano, che nessuno, adesso vi dico un nome, sfido qualcuno di sapere chi è, salvo Italo, che ho chiesto se per caso fosse conte o barone, e invece no, è un borghese, che si chiama Giuseppe Bertinatti. Ecco, questo signore non lo conosce nessuno, ma è un personaggio che, se avremo vita, eccetera, si potrà incontrare un'altra volta in un'altra conferenza, perché a Washington non ci voleva andare nessuno, di tutti i marchesi, duchi che facevano parte della carriera diplomatica, che ci mandavano i borghesi, perché quelli là andavano dove gli dicevano. Ma questo Bertinatti ci va molto volentieri, perché lui capisce che lì c'è la novità, lì stanno succedendo le cose. E lì incontra Lincoln, teniamo presente che tutto quanto avviene in quel periodo, il 4 marzo, cioè nel nostro paese nasce il 17 marzo 61, il 4 marzo entra in carica Lincoln, che ovviamente la sua elezione produrrà poi tutto il fenomeno che va sotto nome di guerra di secessione. Quindi pochi giorni dopo, come tradizione, i corpi diplomatici si presentano i vari ambasciatori a Lincoln, lui ha una buonissima impressione di Lincoln, e già quando lo incontra, che siamo all'inizio di aprile del 61, già comincia a scricchiolare il sistema, perché la Carolina del Sud è già uscita, e Bertinatti fa una previsione fortunatissima, dice ci sarà la guerra e la vincerà anche Lincoln. E su questo ha di fronte tutti i suoi colleghi del corpo diplomatico, a partire dagli inglesi, che non credono assolutamente, o agli spagnoli, che sperano che invece si divida dagli Stati Uniti per poter tornare a esercitare un ruolo colonialista, e la Francia che pensa già a qualcosa sul Messico. Lì ci stanno, cioè, gli avvoltoi si sono messi in moto, e la dottrina Monroe gli Stati Uniti in quel momento non la possono far rispettare, perché hanno guai più grossi. Bene, questo signore, questo Giuseppe Bertinatti, che scrive una serie di dispacci lungo tutta la guerra di secessione, che sarà interessante eventualmente ascoltare, ci dà un punto di vista che interessa pochissimo, perché Cavour dice troppo verboso, questo scrive sui suoi messaggi, questo qui è uno che scrive tanto, no? E gli piace piegarsi, e Cavour scrive su troppo verboso. Oppure scrivete a Bertinatti che li faccia più brevi, queste cose qua, perché anche Cavour aveva i guai suoi in quel momento. Ecco, quindi gli Stati Uniti, quando Bertinatti ottiene da Seward, segretario di Stato, il riconoscimento, è il giorno che i caroliniani, insomma, diciamo, non si può ancora dire i confederati, attaccano a Fort Sumter sulla baia di Charleston, e comincia la guerra di secessione il giorno stesso. Lui è bello perché, a differenza di tutta la pomposità un po'
europea delle diplomazie, lui riceve, lo trova talmente stravagante che lo scrive a Cavour, dice: ho ricevuto questo biglietto, e il biglietto era questo, il segretario di Stato americano, dice: se non ha di meglio da fare questa sera, la invito a una cena di famiglia, ci sarà mia signora, mio figlio, eccetera. E questo è il cerimoniale, arriva lì e gli dà il biglietto con scritto che riconoscono l'Italia. E in quel momento via telegrafo arrivano le notizie di... Allora, perché avviene tutto questo? Perché gli Stati Uniti sono perfettamente consapevoli che c'è un paese che si sta unificando mentre loro si stanno spaccando, e quindi la loro simpatia va assolutamente verso questa nascita del paese. Poi dopo c'è il mito di Garibaldi, che arriverà anche a un certo momento, c'è un invito a Lincoln perché Garibaldi vada a comandare delle unità diciamo unioniste, e c'è un mito. L'Italia in quel momento è un mito, anche perché questa rapidità di operazioni che ha portato a termine, insomma, nel giro di neanche 2 anni, dal 59 al 61, da una mezza sconfitta alla creazione dello Stato, insomma, è una cosa che colpiva. Quindi abbiamo questa incredibile popolarità. Abbiamo anche una documentazione sterminata di questa cosa qui, perché fatalità, nel momento in cui Berniazzi si presenta da Lincoln, c'è l'inviato del Times, casualmente è presente, quindi ci scrive tutta la scena per cui si è presentato tutto. Siccome aveva una fama di essere uno che andava via molto trasandato, invece in quel momento si è dovuto mettere tutta la divisa e questi lo guardavano come se fosse una specie di... Quindi c'è una descrizione veramente straordinaria, abbiamo dei dati molto interessanti di questa vicenda. Comunque gli Stati Uniti riconoscono e mandano un espertissimo diplomatico, si chiama John Perkins Marsh, che resterà in Italia fino alla morte, cioè fino al 1882, cioè si fa Torino, Firenze, Roma, tutte e 3 capitali riesce a fare, e poi continua, ed era un personaggio che è stato molto importante, cioè un personaggio che capiva molto bene l'Italia, un filologo era lui, e è anche curiosamente un ambientalista, che scrive delle cose sull'ambiente piuttosto strane, è un personaggio insomma così. Quindi veramente è un mondo che qui lo apriremo un'altra volta. Con gli Stati Uniti erano stati interpellati anche tutte le repubbliche sudamericane, e anche lì l'Italia aveva la sua bella fama, sempre per via di Garibaldi e della sua partecipazione alle guerre di liberazione che ci sono state, eccetera. Quindi progressivamente arrivano anche tutti i riconoscimenti sui quali non mi soffermerei. Venezuela, che è il primo, Venezuela, poi c'è l'Uruguay, il Salvador, la Repubblica di Haiti, eppure avevamo un consolato a Porto Principe, come dice l'elenco, Port-au-Prince, ecco. Poi anche la Liberia, che è l'unico stato africano dell'Africa, diciamo, nera che esisteva, cioè non esisteva un altro stato. Ecco, il Costa Rica, 6 giugno del 61, che è l'esatto giorno in cui muore Cavour, tra l'altro, fatalità. E poi il Sultanato del Marocco, il quale riconosce l'Italia a tamburo battente. Perché? Perché siccome la Spagna non intende riconoscere l'Italia, la Spagna era il più acerrimo nemico in questa, addirittura si era vociferato l'intervento militare spagnolo a sostegno del Papa, e il Marocco aveva da pochissimi mesi perso una guerra con la Spagna, e quindi era alla ricerca disperata di qualcuno che fosse contrario alla Spagna per avere un po' di... perché, insomma, e quindi il Marocco il 15 aprile, quindi del 61, già riconosce con una cosa, cosa dice, gloria a Dio unico, il nostro amico, l'agente console generale, eccetera, eccetera, e lui c'è questo viceré perché è scritta il 4 Shinal 1277, che sarebbe il 15 aprile 1861,
e poi il sultano Mohammed IV dà la sua benedizione con un altro documento, insomma, eccetera. E il 27 giugno del 61, per dire che avevano visto giusto che dovevano puntare sull'Italia, c'è l'incaricato d'affari italiano a Madrid, che pur prerogative diplomatiche passate, perché ovviamente non si riconoscevano, cioè lo riconoscevano come inviato del re di Sardegna, per capirci, cioè lui era a Madrid, non era quello italiano, ma era quello del Regno di Sardegna. E lui annota con un messaggio che manda a questo punto il 7 giugno non più a Cavour ma a Ricasoli, e dice che appunto ci sono molti guai con il Marocco, e quindi dice tirateli che va sempre bene. Prima di passare al riconoscimento francese, che era l'altro, il prussiano sarà più avanti, bisogna parlare della morte di Cavour, perché Cavour aveva subito uno stress psicofisico allucinante. Cioè voi dovete pensare che questa gente qui scriveva tutto a mano, cioè scrivono decine di dispacci al giorno, di telegrammi, cioè è impressionante. Non è che non avessero nessuno che dava una mano, ma erano cose talmente delicate che li facevano in 2 o 3. Lui aveva un segretario che si chiamava Isacco Artom, che è un israelita, che è uno dei più, cioè il primo che diventa senatore proprio avanti di religione israelitica. Questo Artom era alle 5 della mattina già da Cavour. Tanto è vero che mentre sta morendo Cavour, che era nel delirio, dice: domani mattina alle 5 voglio Artom da me. Le ultime parole che dice praticamente. Ma questo Cavour prende la malaria, perché lui aveva tenute o visitava risaie, adesso non so dirvi le località, insomma, eccetera, però lui, nel Piemonte, certamente, lui a un certo punto prende la malaria, ha un improvviso aggravamento, e la prima cosa che gli fanno è che per 5 giorni di seguito gli fanno salassi, e quindi questo qui muore, muore in una maniera terribile, proprio terribile. Il frate che lo va a confessare, tanto per dire il clima, viene scomunicato, perché questo era il clima, cioè guardate, io ometterò di dire qualsiasi cosa sullo Stato Pontificio, perché se c'è una cosa di rivoltante politicamente, moralmente, è lo Stato Pontificio di quel periodo. È una cosa che finanzierà i briganti, userà la ghigliottina nel 59 o no, forse ancora nel 60 fa anche saccheggiare Perugia dalle guardie svizzere, non quelle vestite, ma insomma ce l'aveva anche. Insomma, è una cosa sulla quale bisogna veramente stendere, perché è un velo pietoso, perché è immorale, è qualcosa di profondissimamente immorale, e effettivamente uno dei meriti che ha avuto questa classe dirigente è stata quella di fregarsene, di non avere scrupoli di quel genere, perché altrimenti non si andava da nessuna parte, effettivamente. E quindi muore. È incredibile il lutto che produce nelle capitali. È tale insomma, il dramma anche umano di Napoleone III, che aveva cercato di negoziare fino all'ultimo, insomma, che anche Napoleone III a quel punto riconosce l'Italia, perché Napoleone III voleva già regolare la questione delle truppe francesi. Avrebbe voluto stabilire un modus vivendi, io le tolgo via, gli lasciamo al Papa un'area, magari un po' più piccola di quello Stato Pontificio, si parlava a Roma collegata al mare, Roma Civitavecchia, perché c'è qualcosa, un enclave, ecco, e con la garanzia italiana in sostanza, no? A quel punto però la cosa non ha avuto poi, perché dietro il Papa c'era una folla di interessati che non hanno consentito, insomma, di andare avanti. Quindi insomma il 15 giugno del 61 la Francia riconosce
Regno d'Italia, mette dei paletti perché ovviamente vuole assicurarsi. Napoleone non si fida neppure del suo Parlamento clericale, no? Quindi ha bisogno, siccome deve portarlo poi al Parlamento, di siglare sta roba quando giugno, perché dopo ci sono le vacanze parlamentari. E lui, nonostante sia l'imperatore, eccetera, aveva dubbio che questa cosa non passasse. Quindi passa con dei paletti, ma insomma, diciamo, alla fine dei tre, cioè Inghilterra, Francia e Prussia, nel giro di 3 mesi il riconoscimento è fatto. Il passo successivo automaticamente diviene il riconoscimento portoghese, che era un'altra cosa importante anche per Cavour, perché era un'altra potenza cattolica. Quindi quelle sudamericane non le considerava potenze cattoliche, insomma, non avevano il prestigio, però quella portoghese, che era anche un territorio spagnolo, diciamo, nella penisola, per loro era molto importante. E devo dire che un piccolo favore viene fatto perché viene promessa in moglie una principessa sabauda al figlio del re del Portogallo. Quindi si tratta anche, come si è sempre fatto, insomma, anche sul profilo. Quindi il 27 giugno anche il Portogallo va via. Insomma, riconosce. L'impero ottomano aspettava la Francia e il 6 luglio riconosce anche l'impero ottomano. L'impero ottomano aveva un dubbio, e qua il dubbio era fondato, cioè che Cavour avesse trattato con l'Austria segretamente perché l'Austria si prendesse la Bosnia-Herzegovina, cosa che farà più tardi, e l'Italia avrebbe preso il Veneto pagando denaro per compensare questa cosa, e ovviamente senza dirlo ai turchi, però questo piccolo dettaglio che sfuggiva. Fatto sta che secondo quello che ho capito io, gli austriaci l'hanno detto ai turchi, e quindi i turchi hanno detto: questo fatto, tu mi chiedi riconoscimento, però sotto stai trattando di voler portare via un pezzo e quindi lì c'è il pizzico di magia. Cavour non l'ha detto all'ambasciatore, al rappresentante italiano a Costantinopoli, quindi, che è il generale Durando, poi diventerà ministro degli esteri nel governo successivo. Quindi questo qui, in perfetta buona fede, va lì e dice: è possibile, conoscevo perché è morto, conoscevo benissimo Cavour, è impossibile, me l'avrebbe detto. Cioè gli dice proprio anche così: se fosse stato me l'avrebbe detto che io sono qua, eccetera. Di lui abbiamo anche degli appunti diplomatici che scrive il suo nipote di Durando, e è piuttosto bella questa scena, perché poi anche lì muore Cavour, ma muore anche il sultano, quindi in mezzo si infila e ricevono il riconoscimento anche dall'impero ottomano, dove la legazione di Costantinopoli italiana ormai reggeva anche i rapporti con Atene, quindi di seguito c'è il riconoscimento greco, e per scusarsi del fatto che non avevano mai impiantato una legazione in Grecia, mandano il senatore Terenzio Mamiani, quello del liceo Mamiani di Roma. Mamiani è quello, il senatore Mamiani, quindi una personalità, ex ministro dell'istruzione, cioè proprio ad Atene, no? C'è tutta una costruzione, e quindi il governo greco riconosce. Poi c'è il riconoscimento della Repubblica Messicana, il 16°, adesso li ho citati, sono 16 adesso, e la Repubblica Messicana, con il Messico abbiamo una situazione diplomatica stranissima, perché nel giro di 5-6 anni noi riconosciamo 3 volte il Messico. Perché? Cioè, prima ci riconosce il Messico perché prima non c'era l'Italia e c'era il Messico, ed è la Repubblica Messicana, quella di Benito Juárez, che riconosce, con un bel messaggio anche molto caloroso, riconosce l'Italia. Poi verrà l'imperatore Massimiliano, e sarà l'imperatore Massimiliano che chiederà il riconoscimento all'Italia, e poi tornerà di nuovo la Repubblica nel 65, 66, o 67 forse addirittura, ecco.
non l'ho ancora presa in considerazione questa cosa, e quindi sarà l'Italia a dover riconoscere la Repubblica, perché quelli là hanno detto mai fregato con l'impero e adesso. Quindi diciamo che c'è questo riconoscimento messicano che è interessantissimo, perché è il primo caso in cui l'Italia, pur avendo ricevuto il riconoscimento di un paese, pensa già ad aggredirlo in qualche modo, perché siccome il Messico non pagava il debito internazionale, come spesso succede per le lande lontane, i francesi, spagnoli e inglesi hanno deciso di mandare una flotta per riscuotere, e l'Italia aveva pensato di far sventolare, cioè proprio dice così la bandiera, e con una nave. Gli inglesi dicono se volete andare con una nave andate, però non fate il par, perché tra l'altro l'Italia non avanzava niente da sti messicani, quindi insomma era un po' una cosa campata, però già era un segno un po' di aggressività, perché la classe politica italiana è sempre stata poi un po' aggressiva, cioè doveva un po' esercitare questa aggressività per costruire queste cose, evidentemente. Però Letta poi un secondo, quando l'ambasciatore a Londra dice giocavo a biliardo l'altro giorno con Lord Palmerston e gli proponevo se noi mandassimo una nostra nave, voglio dire, ragazzi, poi dopo gli tocca dire, dopo 2 settimane non ci abbiamo i soldi per mandare una nave. Proprio, non avanzavamo niente dal Messico. No, però partecipavi e facevi, soprattutto facevi sventolare dice proprio così, che c'era questo patto o Mexico, perché si dice al Messico, allora non si dice in Messico, si dice andare al Messico, mandare qualcosa al Messico o Mexico. Vabbè, andiamo un po' veloci perché stiamo alla fine. Il riconoscimento degli stati del nord dell'Europa, Svezia e Norvegia, non ci sarebbero problemi, ma purtroppo la morte di Cavour rallenta, perché avevano deciso che si sarebbero mandate reciproche ambascerie eccetera, e ovviamente tra ritardi e cose, ma insomma non ci sono problemi, anzi la Svezia è un altro fan dell'Italia, perché c'è già la Norvegia, ma vorrebbe la Finlandia, che è sotto il tallone russo, come il Veneto sotto il tallone austriaco, e quindi c'è un movimento che dura qualche anno che si chiama scandinavismo, dove i riferimenti sono al Piemonte, cioè il Piemonte è un punto di vista di questo scandinavismo. Dopodiché quando c'è già una rottura con la Norvegia, la Norvegia erano 2 stati ma avevano un unico sovrano. Poi dopo si rompe tutto anche quando i prussiani aggrediscono la Danimarca nel 66, che ci sarà, no, nel 64, non so, vabbè, insomma, prima della guerra di terza guerra di indipendenza, e quindi anche lì c'è intaccata questo mito dello scandinavo, finisce lì questa dottrina, ecco. Anche se alcuni semi messi in Finlandia matureranno poi. I Paesi Bassi non ci sono problemi grossi, salvo la stravaganza del re, il re che Guglielmo III, detto l'antiliberale, quindi, anche se il governo poi non era, però lui faceva di tutto, ogni volta che il governo decideva qualcosa metteva il bastone tra le ruote, però diciamo che non c'erano problemi grossi, perché in Olanda il cattolicesimo era minoritario, quindi non avevano grossi problemi però loro erano preoccupati del principio di nazionalità, perché avevano già perso nel 1830 il Belgio e nel 1939, quando c'era da discutere chi andava in Limburgo, era il pezzetto, avevano fatto un pezzo al Belgio e un pezzo all'Olanda. Il pezzo dell'Olanda finì, siccome era un ducato, faceva parte della Confederazione Germanica, e quindi la Prussia governava quel tipo di situazione lì, e quindi per loro dice, chi sono gli olandesi? No, gli olandesi o i belgi non sono una cosa nazione unica, sono un gran arlecchino di varie componenti, quindi a loro non gli fregava niente di avere l'Italia, perché poi ci commerciavano,
meglio, perché non avevano meno dazi doganali, se avevano uno e finiva lì, ma avevano il problema di sapere, ma se noi tocchiamo questo, ci scottiamo su questo ferro incandescente, può toccare anche a noi. C'è un dibattito fatto nel Belgio, che è quello che viene dopo, proprio nel dibattito parlamentare fatto dopo che avevano deciso di riconoscere l'Italia, però è un po' curioso, cioè prima decidono e poi fanno il dibattito parlamentare che occupa 80 pagine della Gazzetta Ufficiale olandese, belga, cioè un dibattito grossissimo, dove questa è la preoccupazione. Ma e adesso chi ci garantisce che una volta è Limburgo, una volta è Lussemburgo, un'altra volta è la Vallonia, eccetera, no? Cioè si è scoperchiato un vaso pericoloso. Tralascio la Nueva Grenada, che voi forse non sapete che c'era, ma sarebbe la Colombia, insomma. L'Argentina, che allora aveva capitale Paraná, perché Buenos Aires era un altro stato, tanto per capirci che dopo c'è tutto il mescolamento. Il Belgio abbiamo detto, e a seguito del riconoscimento del Portogallo viene anche quello del governo imperiale del Brasile, che allora il Brasile era un impero, e nonostante che la imperatrice fosse imparentata con la casa delle due Sicilie e quindi non ne andasse tanto bene questa cosa, insomma, senza troppi problemi, il Brasile era stato tenuto separatamente dal novero delle varie repubblichine, repubblichette, eccetera, per la sua dimensione, per la sua forza economica già allora, per il fatto dei legami con il Portogallo, e quindi il Brasile era stato trattato, cioè il rapporto, cioè la richiesta di riconoscimento del Brasile è la più lunga di tutte, cioè 3 pagine, perché si cercano precedenti, si spiega come mai, poi c'era la partecipazione di Garibaldi. Non è che questa cosa vada sempre bene, perché Garibaldi non è che faceva bene sugli imperi, normalmente buttava giù semmai. Quindi insomma, comunque c'è un lavoro diplomatico grosso, e il Brasile, siamo al novembre del 61. Diciamo che con il San Marino, che non è che lei riconosce, ma è l'Italia un po' che fa la costringe a fare una convenzione di amicizia, in cui però San Marino, diciamo, ci rimette, insomma, ed è così per sempre fino agli ultimi anni, insomma, in cui San Marino ha avuto un ruolo diverso, ha potuto andare anche nel contesto internazionale, il seggio all'ONU e queste cose qua, ma per moltissimi anni San Marino era una specie di protettorato italiano, ma con, diciamo, il 22 marzo del 62, quindi l'anno, diciamo, 17 marzo 61, 24 marzo 62, abbiamo 24 stati che riconoscono. Il grosso è fatto lì, perché poi ad arrivare al 67, che ho messo come limite, perché dopo, insomma, alla fine non ce ne sono altri da riconoscere, che si arriva a qualcosa più di 40, perché lì bisogna vedere i vari staterelli della Confederazione Germanica, come si... Comunque diciamo che i primi 24 sono fatti nel primo anno, altri 5 arrivare a 29, sono circa 30 nei primi 2 anni, ci sono 30 riconoscimenti su 40 che si ottengono dal 61 al 67. L'ultimo è il Lussemburgo, che nasce, insomma, cioè, per cui non è che non ci voleva riconoscere, cioè, che nasce dopo. L'Austria ci riconoscerà dopo il trattato di pace della guerra del 66, e quindi tornerà ad avere un ruolo. Più curiosi, ve li vado a citare. Intanto vi devo dire la Prussia e la Russia, perché la Russia nel luglio del 62 la Russia e la Prussia riconoscono l'Italia, senza far tante storie. Diciamo che alla fine è come se non fosse successo niente, insomma, ecco, mentre la Russia aveva rotto le relazioni diplomatiche nel 60, la Prussia non le aveva mai rotte. Diciamo che comunque i rapporti c'erano sempre stati, con la Russia gran rapporti in realtà non se ne avevano, e la Prussia, quando torna anche Bismarck in campo, la cosa si risolve subito. Quelli curiosi sono il riconoscimento del regno delle isole Havaiane, scritto con la A senza l'H, 22 luglio del 63, c'era un regno delle Hawaii. Uno dice ma che cavolo facevano, però insomma ci fu
c'avevano anche il consolato in Honolulu, quindi insomma hanno riconosciuto queste che sono dette in qualche volta sandwich, eccetera, e l'Italia la riconosce. Diciamo che il trattato di amicizia è stipulato a Parigi il 22 luglio del 63. C'è anche negli atti parlamentari un trattatone. Poi c'è il riconoscimento dell'impero del Messico, abbiamo detto, il riconoscimento dell'impero nipponico e della Cina. La firma del trattato tra Italia e impero nipponico è del 25 agosto del 66, prima di quello con l'Austria che è 3 ottobre del 66. Quello della Cina è il 20 ottobre del 66, quindi tra agosto e ottobre. Ecco, questi due trattati, in particolare quello per il Giappone, sono stati curati da quello che diventerà poi un ammiraglio, Arminjon si chiama, è un savoiardo, diciamo, che era stato anche, aveva preso anche la nazionalità francese quando c'è stata Nizza Savoia, poi dopo era tornato in Italia e aveva curato alcune spedizioni, erano andati con una pirocorvetta magenta e avevano raggiunto insomma questi posti e erano riusciti insomma a relazionarsi perché avevano capito che lì c'era il mercato, insomma c'erano delle situazioni dove bisognava esserci, insomma. Questo per dire che ecco, in mezzo nel 62-63 c'è anche il riconoscimento della Persia, l'impero persiano, che era tecnicamente più facile da raggiungere, nel senso che da Costantinopoli insomma non era difficilissimo, però anche lì si controllavano tutta una serie di merci che provenivano dall'Oriente e che interessavano. Ecco, quindi questo per dire che in tempi relativamente brevi si era messo insieme insomma, un patrimonio, insomma, cambierà molto la situazione dei riconoscimenti diplomatici, gli stati sono questi, non è che ci fosse magari qualche stato cambia di genere come capita all'impero messicano, ma i problemi restano quelli di base, cioè aver scatenato qualcosa di cui ovviamente non si conoscevano le conseguenze, perché il principio nazionalistico poi porterà a dei disastri terribili, ma indubbiamente in quel momento era un elemento di innovazione. E poi i problemi dello Stato italiano che nel frattempo al suo interno non riusciva a decollare perché certamente la mentalità piemontese, insomma, che era efficiente, oppure diciamo così del nord Italia, anche lombarda certamente, o anche perfino toscana, perché nel caso di quello è toscano, non riusciva neanche a comprendere talvolta la lingua parlata nel meridione d'Italia. La incapacità di capire che dovevano, come dire, essere intraprese delle azioni di filtro, delle camere di compensazione, non si poteva semplicemente mandare la stazione dei carabinieri e la Gazzetta Ufficiale perché una cosa diventasse un'altra, e quindi questo purtroppo ancora adesso abbiamo pegno di una scarsa capacità di far partire, di far decollare questo paese, almeno con la stessa efficienza con cui il servizio diplomatico si è dimostrato all'altezza in questo breve periodo, considerando i mezzi a disposizione. Tenete presente che il telegrafo funzionava tipo da Torino a Parigi, da Torino a Berlino, da Torino a Londra, però per parlare di tutti gli altri c'erano le navi, cioè ci voleva che il personale sul posto fosse preparato a rispondere senza aspettare che qualcuno dopo 3 mesi gli mandasse l'istruzione. Quindi da questo punto di vista abbiamo visto una straordinaria
capacità di adattamento, ed è una bella storia, insomma, questa della diplomazia italiana dell'inizio. Ecco, io spero di non aver fatto troppa confusione. La cosa è molto complessa, come avete capito, le fonti sono infinite, anche se sono in gran parte pubblicate. E ripeto, c'è ancora molto da dire. Se la prossima volta qualcuno sarà d'accordo, facciamo quella sui rapporti tra Italia, dal punto di vista italiano durante la guerra di secessione americana, che quella è una cosa veramente poco conosciuta. No. Grazie.